pagina bianca è l'incubo di qualsiasi scrittore, no? Quando ti trovi davanti a una pagina bianca e non hai le idee ben chiare. Nel caso di questa mostra, gli artisti che abbiamo selezionato e invitato a partecipare sono stati felici di accettare subito l'invito e non hanno avuto nessuna esitazione davanti alla tela bianca, in questo caso, a produrre delle opere fantastiche. Bisogna leggerle con calma queste opere, anche perché la selezione che abbiamo fatto è una selezione che abbiamo voluto assolutamente fare rispetto alle anime più disparate nel campo dell'arte. Noi conosciamo tutti questi artisti, sappiamo come producono, con quali tecniche producono, che cosa utilizzano come tecniche e soprattutto conosciamo il loro sentire. Quindi questi artisti ci hanno dato delle chiavi di lettura incredibili. Come affrontare il momento attuale drammatico a livello mondiale, che cosa ci aspettiamo domani e quale sarà il nostro futuro. Pagina Bianca è una mostra internazionale, collettiva, che nasce proprio dal desiderio di raccontare un tempo nuovo, il desiderio di una rinascita dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo, che ha rappresentato una frattura nel tempo, nello spazio, una trasformazione radicale del nostro quotidiano. 30 artisti internazionali che interpretano il tema raccontando ciò che vedono in un possibile futuro. Tutti, ognuno a modo proprio, perché sono opere di artisti diversi, ognuno si esprime in modo suo, ma tutti, ciascuno a modo proprio, vogliono concorrere a aprire un capitolo nuovo di queste pagine bianche che, volenti o no, siamo stati costretti a registrare perché non si poteva fare quello che si voleva. C'è una grande speranza, siamo tutti vivi, grazie a Dio, vogliamo riafferrare le nostre vite, riabbracciarci e secondo Chiara, che è mia figlia e mia socia ed io, l'arte può dare un grandissimo aiuto in questo momento a tutti noi.